L'attivazione delle barriere MOSE è prevista per le 8:45 di venerdì 20 ottobre di questa mattina. In risposta a una previsione di marea di 125 cm si prevede un massimo di marea alle 14. È possibile seguire gli aggiornamenti sul livello del mare sul sito web ufficiale del Centro Maree, sia sul canale Telegram. Le previsioni invece per sabato 21 ottobre indicano una marea sostenuta nel primo pomeriggio, mentre per domenica 22 ottobre si prevede una marea di entità normale. Speriamo. Sul sito delle Ferrovie dello Stato è stato pubblicato un avviso riguardante sembra un possibile progetto di miglioramento della ferrovia tratta Chioggia e Rovigo. Questo annuncio comunica che è stata organizzata una conferenza per esaminare e approvare il progetto tecnico ed economico. Il progetto prevede l'uso di tecnologie avanzate, ma il testo è piuttosto tecnico e complicato. La data di scadenza per la conclusione di questa fase di approvazione è l'11 dicembre 2023. Non è chiaro al momento in cosa consiste esattamente il progetto, ma si spera che possa risolvere i problemi tecnici che spesso causano interruzione nella comunicazione ferroviaria e che possano migliorare la vita delle comunità locali che sono spesso isolate a causa di questi inconvenienti. Alleghiamo il testo del comunicato che parla appunto che l'acquisizione delle autorizzazioni del nulla osta sono comunque destinate ai fini dell'approvazione del progetto medesimo e il suddetto procedimento è della conferenza dei servizi e di competenza delle Ferrovie dello Stato. Il responsabile del procedimento è l'ingegnere Giuseppe Recchia e è possibile esercitare i diritti di cui l'articolo eccetera eccetera e il progetto è reso disponibile in modalità telematica sul link che riporta nella convocazione della conferenza dei servizi nello stesso sito della società Italfer SPA. Una donna, originaria della Campania, è stata scoperta nel corso di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia, coinvolta in una serie di truffe sotto falso nome che si sono protratte per un arco di 20 anni. Quest'abile truffatrice si è presentata alle vittime con diverse identità, quali agente immobiliare, intermediario finanziario e medico, vantando connessioni apparentemente influenti tra funzionari e dirigenti dell'amministrazione pubblica. Queste false affermazioni hanno ingannato le vittime, che credevano che la donna potesse risolvere vari problemi in cambio di consistenti pagamenti in contanti o assegni. Una volta che aveva ricevuto il suo onorario, la donna spariva nel nulla, lasciando le vittime truffate a mani vuote. Dopo un'accurata inchiesta condotta dalla Procura di Venezia, la Guardia di Finanza ha emesso un decreto di sequestro contro una donna di 67 anni originaria della Campania e altre 4 persone residenti in Calabria, che erano titolari di proprietà del valore totale approssimativo di 800.000 euro, che potevano essere ricondotte alla truffatrice. Secondo quanto riportato dalle autorità, la donna, ritenuta socialmente pericolosa, era coinvolta in truffe sin dai primi anni del 2000 e non aveva mai dichiarato alcun reddito nel corso degli anni. Le sue risorse provenivano principalmente da attività criminali svolte soprattutto in Veneto, nelle province di Venezia e Verona. Le indagini hanno rivelato che la donna aveva acquisito illegalmente 5 unità immobiliari e 3 terreni, formalmente intestati a parenti per nasconderne l'origine illecita. L'indagine delle forze dell'ordine non si è limitata al Veneto, ma si è estesa anche in Calabria, e ha rivelato che la donna aveva commesso tali reati in modo recidivo per oltre 15 anni. Di conseguenza, le autorità hanno proceduto al sequestro delle proprietà della donna, che si trovavano tutte in Calabria, tra le province di Vibo Valentia, Crotone e Cosenza.
In via Vespucci al Civico 130 da lunedì 16 ottobre apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. I dati rappresentano un vero riconoscimento per il Veneto, confermando il nostro costante impegno verso il benessere in tutti gli aspetti sociali. Questi risultati eccezionali sono il frutto dell'impegno congiunto dei cittadini, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, mirando a consolidare il nostro territorio come un'area di sviluppo economico e allo stesso tempo come un luogo ideale per una vita di qualità in una società laboriosa e inclusiva. Anche se ci sono sempre spazi per migliorare, vedere riconosciuto che le province venete presentano alcuni tra i più elevati livelli di benessere in Italia costituisce un autentico biglietto da visita per chiunque guardi verso il Veneto. Rappresenta anche un motore per attirare investimenti, nuove iniziative imprenditoriali e persone con progetti di vita ambiziosi. Con queste parole il presidente della regione Luca Zaia esprime il suo commento sul recente report riguardante il benessere equo e sostenibile dei territori, che posiziona il Veneto tra le regioni con i più elevati livelli di benessere relativo in Italia. Se confrontato con l'Europa, continua il governatore, la nostra regione si distingue per speranza di vita, partecipazione elettorale e innovazione. Questi risultati riflettono il nostro impegno costante nel futuro del Veneto e la necessità di rimanere competitivi e all'avanguardia. In breve, il Veneto è un attore principale che assume con serietà le proprie responsabilità e le trasforma in successi. Queste caratteristiche sono fondamentali per continuare a migliorare, incoraggiati da queste classifiche. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day. Potrai visitare lo stabilimento di Chioggia e assaggiare il buonissimo gelato e gli ottimi prodotti caseari. Sabato 21 ottobre dalle 10 alle 16:30 le porte sono aperte e alle 10:30 ci sarà la cerimonia di apertura. Sarà un'occasione per conoscere una grande azienda presente da anni nel territorio. L'ingresso è gratuito e potrai usare il servizio navetta dal parcheggio di Ridotto Madonna al parcheggio della chiesa San Michele di Brondolo. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day, sabato 21 ottobre.